Amici bellini, io sento zero hype per questa partita. Sarà colpa della conferenza un po' moscia di ieri? Non lo so, non sto venendo bombardato algoritmicamente da ipotesi di formazione, da cose così. Sarà colpa del mio algoritmo, algoritmo. Benvenuto Rare Fantasy Gaming. E a proposito di gaming, c'è la simulazione che in questo caso va vista completamente, perché visto che non c'è hype, cerco di darvelo io un po' di hype per la partita nella giornata in cui adesso in questo momento sta scendendo in campo il Milan. Ma cominciamo, che poi dopo vi dico le cose tati, il piano gara. Dai, indiscrezioni sulla formazione non ce ne sono tanti. Io lo Botka lo metto, vediamo se, perché poi non è che può giocare solo con la nazionale, lo teniamo, poi nazionale, poi a quel punto lo uso. E Napolitano un po' più dietro, un po' più avanti, vediamo come va la scala del calcio, eccetera eccetera. Perché c'è McTominay in marcatura? Aiuto subito. No, mamma mia, devi ridrizzare le antenne, antenne, Ocio, bravi. No, Meret. Bravo McTominay l'inserimento. Un po' di spazio. No. Zelinski. Bravo McTominay. Esatto. Non è fallo, sì? No. Bravo Lukaku. Fuori. Ecco, guarda, c'è un po' di spazio. Bravo McTominay, Maronna McTominay. Guarda dalla bandierina, qualcuno che interviene, tipo Lukaku. Non chissà, vai. Sì. No. Raddoppio di Politano, buono. Non chissà come si è inserito. Una palla per Lukaku, attenzione! Così! Che palla, chissà. Sguscia da dietro, De Vrij non lo vede. Poi sempre che giochi De Vrij, perché potrebbe giocare Acerbi, e quindi lo sapete. Occhio Lautaro, occhio. Ma questo era un tiro parabile. Io qua non me la sento, voglio rivedere, perché Barella, Lautaro, a me sembrava Barella, gli rimbalza davanti. Tutto da rifare. Olivera. Con Lukaku di nuovo, pure col destro, bravo. Buongiorno, mannaggia. Qua è facile. Vai, come on, Madonna cioè, stiamo giocando benino. Lukaku, sempre mosci questi colpi di testa. Bravo Lukaku. Lobotka, mamma mia, Kvaratskhelia che... Bravo. Insomma, io sono soddisfatto. Sommer sta facendo delle parate importanti. L'America è una bellissima donna. Se riesci a farci l'amore, sei ripagato. Se non ci riesci. C'è equilibrio, quindi niente sostituzioni. Ci potrebbero essere delle sostituzioni per stanchezza. Attenzione, vai Di Lorenzo. Eccolo. Perché non hai tirato? Perché è la realtà. Alle volte si va là, tu dici perché non tira e non tirano. È così. Bravo Anghissà. C'è Lukaku. C'è McTominay. C'è Politano. Di Lorenzo. Quanto spazio per Lukaku, quanto spazio. Bravo, buongiorno. Bravo Lob. McTominay.
McTominay ci prova. Tiriamo. Bravo Oliver. Mamma mia che paura. Fuori. Maronna sa. Vai Lukaku. Lukaku che te mai perché? Bravo Lobo. C'è Anghissà di nuovo l'inserimento. Non lo vedono Anghissà. Lukaku! Segnatevelo Anghissà che ti inserì perché non lo prevedono magari. E quindi diventa assist man. Bella palla di Politano. Di destro, adoro. Sta cosa che significa Arnautovic al posto di Di Marco? Non è proprio una sostituzione inzaghiana, onestamente. Di Marco dopo la fascia. Onestamente. Aiut. Lobot. McTominay Kvara per Lukaku. Si gira. Lukaku c'è ancora Kvara. Bello. Vai Kvara. Il cross al centro, Lukaku! Non ti disperare ragazzi, non ti disperare. Bravo, buon gioco. Politano. Bravo, aspetta un pochino, bravo. Di Lorenzo. Bravo Politano. Guarda chissà com'è propositivo. McTominay al centro, Lobo ci prova! Mamma mia! Signori, se segna lo bot che ma pure la cosa polemica. La polemica avviene perché qualcuno si lamenta. Ma lo bot che se ne va in nazionale. Caccialanoglu, va. E adesso entrano Mazzocchi, Juan Jesus, Nathan. 100% mette Mazzocchi, proprio al 100%. A centrocampo ci mette Gilmour vicino allo bot, ci sta. Però pure lo bot che secondo me è un po' stanco. Vediamo la condizione. Kvara è a pezzi, quindi Neres. Anche Anghissà è distrutto. Cominciamo così. Anghissà va sostituito. Follow Rush. Mamma mia, un passaggio stanno in porta. Meret! Arnautovic no. Çalhanoğlu no. S'ha mangiato quello Lautaro. Sa da ricere. Ma questa è palla alta su Neres, non lo so. Infatti. Bravo, vai Gilmour. Mazzocchi, vai con un po' di corsa. Si può anche perdere tempo. Esatto. Di Lore. Grande Di Lorenzo. Olivera, no, ma non ti preoccupare. Ci vuole un'altra sostituzione. Non ce l'ho, Follow Rush. Sta in tribuna. Ah, perché era infortunato. E allora niente. E allora togliamo Lukaku per Simeone. Bisogna stringere i denti. Tu fa tra Arnautovic, goppa fascia, non lo capisco. Lobotka. Fallo ci sta. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Non ti squagliare, Meret. Boom. Mamma mia, pericolosissimo Gilmour. Mamma mia, Lobo. Mamma mia, 2 minuti di... Mamma mia. Sì, Lobo, sì, proprio su Zielinski, sì. Sì, vai Neres. Così, un po' di calcio brasiliano, champagne. Eccolo. Ed è finita. Signori, e ci sono delle cose positive da prendere da questa simulazione. Poi non lo so se può andare bene così, ma noi ce la prendiamo, Allora, è andata bene, perché io ho fatto un po' di esperimenti. Evidentemente il parlare, perché mo ho spostato la PlayStation qua, devo lavorarci bene su, ma ci si organizza, ci si può organizzare. Signori, secondo me è presto detto. Mi azzardo a mettere Lobotka in campo. Ripeto, se non ci fosse stata la partenza per la nazionale dove Lobotka parte e gioca, io avrei anche aspettato per non rischiare, per non forzare. Ma se poi lo forzano loro, se le analisi scientifiche ci dicono che Lobotka può giocare, io lo metterei dentro, anche per avere, come avete visto, un Gilmour in più che puoi giocarti durante la partita, perché quelle che poi
mancano sono le soluzioni, se devi fare delle soluzioni per attaccare di più ce le hai, perché puoi mettere Raspadori, puoi mettere Simeone, puoi aggiungere Neres, eccetera eccetera. Le soluzioni, se sei in vantaggio, c'hai Mazzocchi, non c'hai molto altro, e poi metti Spinazzola al posto di Oliver. Non lo so, quindi io partirei così. Dobbiamo capire come vogliamo accoppiare, se ci mettiamo a specchio, quindi con una situazione più di 5 a tutti gli effetti. Io me lo aspetto un Politano un po' più basso su Di Marco, e quindi dare una mano a Di Lorenzo, Olivera dall'altra parte, una mano gliela può dare Kvara, ma Kvara potrebbe andare un po' più avanti con l'aiuto. Avete visto come aiutava McTominay in questa zona qua? E anche sa potrebbe essere la variabile impazzita. Mi piace quest'idea di variabile impazzita, come lo è stata con il Milan. Quindi se Lukaku a fare la lotta con un Acerbi o con un De Vrij in questa zona, se Politano è molto basso, immaginiamo anche sa che può andare qua a prendersi un bastone e a dare fastidio. Di conseguenza tutto si muove, e vediamo se Inzaghi si inventa qualcosa di nuovo. Non credo. Vediamo se Conte si inventa qualcosa di nuovo. Può darsi, Ragionandoci, anche un McTominay che va su Çalhanoğlu e lo segue quando lui si abbassa, quindi un McTominay un po' più così, e magari anche sa ricopre sui vari Barella o Mkhitaryan o Zielinski. McTominay forse da seconda punta falsa addosso a Çalhanoğlu ci può stare, perché ha avuto il tempo di studiare. L'Inter la conosce molto bene, conosce l'ambiente, no? Quindi se Conte conosce l'ambiente, vediamo se questa cosa avrà un senso oppure no. E per un Parma che ha battuto il Venezia, e per un Genoa che recupera un punticino sul Como proprio nel finale della partita, con Balotelli che entra di nuovo e prende la seconda ammonizione in 5 minuti. Ormai questo può diventare un meme. Un po' di panzella Balotelli ce l'ha, Il fatto di Totti l'abbiamo tolto da mezzo, perché mi sembrava veramente esagerato a 70 anni tornare a giocare in Serie A. No, fate la YouTube League, fate cose del genere, divertitevi, o fate quelle reunion bellissime dove tutte le leggende, tutti i giocatori del mio calcio si incontrano, tutti della stessa età, tutti con lo stesso stato di forma, e si divertono, e ci sono dei momenti magari di grande classe, te li vedi. Oppure stavo vedendo una cosa, non so se l'avete vista, attacco contro difesa, cioè una squadra dove in difesa c'era Tevez, Rivaldo, cioè tutti i giocatori attaccanti contro tutti i difensori, dove in attacco ci metti Cannavaro, eccetera eccetera. Quindi giocatori come Totti, lo stesso Balotelli secondo me dovrebbero fare questo tipo di spettacolo qua, e lasciare la Serie A chi può farla, perché è una Serie A che è tosta, e lo stiamo vedendo nella classifica giù. Le squadre provano a non perdere perlomeno, quindi avanzano di un punticino, si fanno meno punti in Serie A, però si danno fastidio tra di loro, e la classifica si accorcia sempre di più. L'abbiamo vista quanto sia corta la classifica, e adesso vediamo se il Milan dimostra di avere una spinta importante da quelle che sono state le fatiche di Champions, o se la Champions ti cuba punti, come si suol dire. Gulam ha detto il Napoli perché non c'ha le coppe, quindi Di Lorenzo non lo dice, Gulam lo dice, Guardiola non lo dice, io non lo dico, un altro dei cronache di spogliatoio lo dice. Quindi ognuno faccia la propria scelta, e speriamo che il Napoli faccia una partita dignitosa. Io ve lo dico, è tosta, io ho vinto, ma non perdere sarebbe una cosa importante. Ecco, se col Milan dissi vattela, guardatela a viso aperto e vai tranquillo. Con l'Atalanta siamo rimasti un po' delusi, quindi vittoria a Milano, sconfitta con l'Atalanta, un pareggio con l'Inter a me non è che dispiacerebbe, da New York, Valerio Fluido e tutto. Ditemi la vostra, secondo voi veramente Anghissà può essere l'uomo partita?